Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo a Monza e siamo decimi e quinti, quindi due buone qualificazioni per la McLaren Mercedes, che anche sono i più Mercedes, ma per me la McLaren sarà sempre la McLaren Mercedes. Hakkinen Coulter. A parte gli scherzi, siamo a Monza, voglio fare una bella gara, fanculo tutto, andiamo. Vai, 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 go, go. Splendida giornata di sole e i piloti Sì, sono oggi non è pronti. prevista pioggia per la gara Uno dei odierna. circuiti più antichi d'Europa. Vai, vai, ready, ready, go, go. Gara. Prima fila Ferrari che sarà pronta, insomma si appresta ormai a vincere il mondiale. Partiti. E si parte Beppe, si parte con un Lando Norris che vuole fare tutto. Vai, 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 vai Paolino, vai! E subito Norris perde position, molto bene. Però vediamo un po' qua, danno tanti con le medium, tanti con le soft. Ok. Ok, torniamo subito quinti, questo è importante. Ricciardo no, no, bravo Rich, bravo Rich. La McLaren sale Adesso, a quanto è quotato come si dice, il testacoda di Rich? Non è quotato, ragazzi, non è quotato. Questa è la gara più veloce del mondiale. Dai, Landone qua. Landone ha una partenza devastante. Poi nel ritmo calicchia, calicchia. Però, signori, questo è Lando Norris. Che il nostro obiettivo è portare Norris a vincere il mondiale. Vai Norris, spinge a cannone Lando, spinge a cannone Lando, vai a cannone Lando, vai a cannone Lando. Ricciardo nono, gustiamoci Rich, gustiamoci Rich, gustiamoci Rich. Rich sta provando su Valtteri, Rich è sempre più in difficoltà però rispetto a Norris, questo è abbastanza positivo. Subito fastest di Norris. Anche se nel primo giro non dovrebbe essere così, dovrebbe essere Sainz a fare le cose, ma va bene insomma. Ok, Lando, dai, grande Rich, ottavo Rich. Ottavo Rich. Tanto Alonso è stato chiaramente con le soft, le stanno già un po' bruciando. Halo ed Hamilton. Halo e Hamilton. Sono gasatissimo, ragazzi, perché mi sento che oggi faremo la gara della vita. Vabbè, quella roba là. Scusate, raga. Yellow flag, attenzione, subito yellow flag. Yellow flag. Testa coda, quindi niente di troppo grave di Valtteri. Vediamo Testa coda di Valtteri, Paolo Bottas. vediamo Valtteri Bottas. Errore gravissimo di Walter. Mamma mia, Valtteri Bottas, che errore di merda. Con tutto il rispetto per la merda. E intanto Norris vola al terzo posto del Gran Premio di Monza. Blau job Norris, blau job. Molto bene. Golando go. Norris l'ho visto già nelle prove libere che aveva un bel ritmo, però è chiaro che stiamo tranquilli, manca ancora una vita. Manca ancora una vita. Perez molto in difficoltà, decimo, Adesso cominciamo a stare sul neutro perché se no non ghiaffemmo, raga. Attenzione, Norris prova addirittura già il sorpasso su Charles. Mamma come pompa Charles. Norris. Avrei tanta voglia di un podio irridato. Ricciardo ottavo. Vediamo qua l'usura gomme. Tengono tanto. Il fatto è che le Ferrari vanno più veloci consumando meno. Quello è il vero problema purtroppo. Ok, stiamo un po' più tranquilli che dopo la parte finale della gara che dovremo fare cose turche. Vai. Testa coda ancora. Testa coda, Ricciardo settimo, testa coda chi? Verstappen, crisi nera per Max. Crisi nera per Max, che proveremo a portarci a Sarebbe bello prendere Max. Sì, ecco il testacoda. Sì. Peccato che non mettono la bandiera gialla anche qua. Questo è un peccato, secondo me. Dovrebbero migliorarla sta cosa. Però ci siamo. McLaren e Ferrari sembrano avere un passo migliore. Speriamo. Speriamo. E Norris sembra
Messo bene, messo la macchina sta anche migliorando, quindi ci sta. Quindi ci sta. Adesso sarebbe bello fare andarcene via e prenderci il podio, cazzo. Tanto al quarto posto, salvo cataclismi, è nostro. Il terzo, ovviamente, raga, è impossibile, salvo cataclismi al contrario. Bravo, bravo Lando. Mamma come me lo godo Lando. Mamma come mi godo Lando. Ti prego, Lando, non far cappelle, perché possiamo far bene sta gara, eh. E qua speriamo di non perdere tempo da Gigi Hamilton, ragazzi. Il problema è Gigi Hamilton. Molto bene Norris. Se lo ciuccia Carlos Sainz Junior. Se lo ciuccia per bene. Yeah, it was a good job. Blau job. Ok, abbiamo solo il leader del mondiale, che forse lo vincerà questo mondiale, Charles Leclerc. Ok, ci pigliamo la seconda piazza. Vediamo Ricciardo. Ricciardo è vicinissimo ad Alfonso. Ricciardo vicinissimo ad Alfonso. Vediamo se riesce a ciucciarselo per bene anche lui. Verstappen comunque ultimissimo con l'errore fatto. Questo è veramente un colpo basso per la Red Bull. Come gomme, dai, siamo abbastanza vicini. Stiamo usurando meno anche noi adesso, per fortuna. Gara importante, è una gara importante per noi, raga. Fastest di Norris, ragazzi. Fastest di Norris. Attenzione, Norris prova addirittura al primo posto. Norris è impazzito Lando. Mamma mia, ragazzi. Siamo su... non su usura gomme. Importantissimo questo. Tutti le mediano i primi comunque. Sembra la medium, il pneumatico della gara, eh. Questo può essere negativo per la fine, però per fortuna anche le Ferrari dovranno far così, quindi sarà un problema di entrambe. Ora, qua la sosta è prevista intorno dal 23 al 29 e per Norris uguale. Vediamo quanto teniamo, raga. Ma che ne sarà qua, purtroppo ci rallentiamo un po' entrambe. C'ho Leclerc che è forte, ragazzi. La Ferrari è imbattibile in questo momento, eh. Adesso io non voglio però usurare troppo le gomme. Questo è l'obiettivo, tenere le gomme il più possibile bene per poi invece, cioè per arrivare alla fine e poi pompare con le soft, ragazzi, a bomba. Possiamo velocizzare un attimo. Ricciardo rimane settimo per il momento. Norris sempre tra la seconda e la terza piazza. Leclerc se ne sta un po' andando. Sta tornando Gigi però, eh. Sì. È tornato in corsa anche Gigi Hamilton, signori. È tornato in corsa anche Gigi Hamilton. È solo Leclerc che se n'è andato. Leclerc, ragazzi, è un passo e magari anche nella realtà. Qua siamo tutti belli vicini, McLaren, Ferrari, Alfonso, anche Alfonso, ragazzi. Che bella stagione di Alfonso. L'Alpine avanti ora. Grande Alpine. Diamo un'occhiata. Andiamo. Ok, qui vediamo l'Alpine. Ricciardo si fa superare con troppa facilità. Purtroppo. Ora ci vediamo un po', sembra una fase un po' tranquilla. Tanto Hamilton addirittura secondo Gigi Hamilton. Buono. Ricciardo sesto finalmente. Ritorna settimo ovviamente. Forse qualcuno è andato largo? Traiettoria larga per Perez, comunque in difficoltà ai box Latifi. Norris torna secondo, ma Leclerc è già 2 secondi. Ragazzi, Charles sta veramente dominando la scena. Vediamo le gomme. È un 73 per Lec, un 67 per Norris.
Sono in difficoltà però con le soft che non sono riusciti a prendere la posizione né sulla Ferrari né sulla McLaren, questo è importante, e hanno le gomme strausurate, questo è molto molto importante. E noi stiamo tenendo bene gomme e carburante. Questo è l'obiettivo della gara e lo stiamo centrando in pieno con intanto un sesto e un secondo posto. Anche se è chiaro che si sta provando Gigi a tutti i costi perché Gigi ha bisogno di superarsi visto che le soft, infatti Gigi ci supera, però siamo sempre là. E questo è importantissimo. La Mercedes ha sorpassato. Ai box Hamilton, ai box Hamilton. Sorpasso spettacolare della McLaren. Ai box Hamilton. Quindi faranno forse 2 soste. Vediamo. Ok, il buon Russell, anche lui è le medium. Siamo quarti e quinti in questo momento. Va bene così. Voglio tenere il più possibile 20esimo, che non manca tanto alla finestra. Yellow flag, ma per pochissimo. Una leggerissima yellow flag. Era forse un bloccaggio? Di Magnussen. Vabbè, non ci interessa più di tanto. Quarti e quinti siamo. Clienti stanno spingendo di più secondo me adesso. Per quanto io le gomme più usurate, ma lo so. Però di poco, quindi vuol dire che stiamo andando comunque bene. E questo è importante, raga. Ancora i box. No, i box Gasly, scusate. Siamo entrati nella finestra box. Ma possiamo ancora stare in pista. Con tranquillità proprio. Andiamo avanti. Yellow flag veloce. Ancora. Leclerc, bellissimo Charles, questo è importante. Charles fa un brutto errore, Charles. Purtroppo con questo errore perderà. Sì, non te ne ha perso un cazzo, va bene. C'è stato un bloccaggio. Bloccaggio anche di Latifi. Sembra che qualcuno sia andato largo. Anche Vettel, tutti larghi, fiori. Ok, siamo tutti là, siamo tutti là. Abbiamo un bel ritmo, cazzo, oggi senza dover spingere, questo è importantissimo, raga. No, aspettiamo ancora un po', sinceramente. Posso permettermelo. Ok. Buono. Allora abbiamo 44, siamo tutti là. E chiaramente Gigi. Sì, Gigi infatti finirà con le soft Gigi. Secondo me. Farà soft, medio soft, non ce la fa arrivare a fine gara, a mio modestissimo parere. Ok. Ragazzi, se continuiamo così facciamo tanti e tanti punti oggi, eh. iBox Sainz Junior. iBox Sainz Junior. È stata una yellow flag velocissima, però. Albon, ma non me ne frega un cazzo di Albon. Adesso tra poco spingerò al massimo le gomme. Ok, siamo perfetti, siamo. Russell è al 44, Gigi è già al 74, Gigi, manca ancora 23 giri. Dopo avremo le gomme, avremo una mescola migliore e anche più gomme meno usurate.
Ecco qua, non perdere tempo magari con Russell. Ai box anche Charles. Ai box anche Charles. Calma. Leclerc has pitted. Ci vorrebbe la Norris al primo posto, molto bene. Okay, mate, nice work. Cominciamo ad attaccare con Ricciardo. Let's try and push up. Ricciardo può spingere adesso. Che andrà in box prima Ricciardo. Ocon has also pitted. Facciamo spingere anche. Deve spingere anche Norris. Non è che possiamo stare ancora tantissimo fuori, Ma finché possiamo andiamo. Non si sa mai, arriva una safety car, arriva qualcosa, una virtual. Russell ci risupera. Cazzo vuole Russell, maledetto. %36%, 38%, forse ne posso fare un La altro. Mercedes conquista una posizione. Forse devo andare prima a Norris per come percentuale, Ok, box anche Russell. Vediamo i miei giri. 1,26, un 6. Perdo parecchio, 7 decimi. Non perdo poco purtroppo. Ok. Andiamo ai box. Una all'88 va bene. And box now, attack the pit lane. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Dai, vai Landone. Vai Landone. Ricciardo doveva farlo andare ovviamente un giro dopo. Use the overtake button. Understood. Ok. And we can have recharge on, please. Yeah, confirm. Vai Landone, vai Landone. Vediamo, speriamo di non perdere troppo. Secondo me... Sesti forse, boh. Confirm. Land the lane. Potremmo finire sesti. And just remind you to use the pit limiter in the pit lane. Veloce, non perdiamo tanto. Questa non è una cosa dove si perde tanto comunque. Non è una pit lane dove si perde troppo. Stanno arrivando Gigi, arriva Ricciardo, arriva. Siamo là, siamo in lotta, mamma mia. La McLaren sale e va avanti. Sesti, come ho detto, sesto posto. E adesso i box anche Ricciardo. Vai. We box this lap. Ricciardo. Finirà ottavo, nono, ho paura. Beh. Just recharge off, please. Just recharge off. Alright. Norris sesto, però secondo me certi devono andare ancora ai box. Focus on recharge. Sono abbastanza tranquillo, sinceramente. Sono molto tranquillo. Possiamo fare molto bene se non facciamo errori. Tanto il fastest ce l'ha Gigi per il momento. Fastest di Gigi. Tanto si fa da parte la Tifi. Ricciardo si appresta ad andare ai box. Ormai al 30% le gomme sono andate. Daniel pit lane. Ricciardo ai box. Ricciardo ai box. Okay, understood. Remember the pit lane speed limiter. Pit lane speed limiter. Ok, gli altri hanno le gomme molto più usurate di me. Questo è importante.
Questo è molto importante. Quinto posto per Landus. Quinto per Landus. Vediamo Ricciardo. Forse ottavo ce la fa. Forse ottavo ce la fa. Ottavo, dai, va bene, va bene, va bene. Okay, keep looking up. Ottimo. Okay. Adesso ci vorrebbe un po' di bagarre. Recharge off. Okay. Ci vorrebbe un po' di bagarotta. Gigi non tiene neanche... Norris quarto intanto. Fastest di Norris, signori. Spettacolare della McLaren. Fastest di Norris. Russell sta tornando. Bravo Norris comunque. Facciamo un po' fatica nel veloce. Let's get back in the rhythm now. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Mi fa piacere. Addirittura quinti, cazzo. Siamo là. Chi è che è andato largo? Perez, vabbè, Perez è comunque indietro. In realtà però c'è Ricciardo che può insidiare Perez. È lontano però, eh. Allora le gomme siamo messi bene per le gomme. Rispetto agli altri. Sainz sta volando. Norris 1.24.4. Uno Ricciardo un po' più indietro. Ma va bene. Siamo tutti abbastanza là. Ancora bandiera gialla ma velocissima purtroppo. Sembrerebbe un bloccaggio. Bloccaggio di Charles però, Norris è quarto, bloccaggio di Charles. Replay. Importante questo errore per noi. Quel bloccaggio poteva costargli caro. Brutto brutto bloccaggio. Ricciardo ottavo, Norris quarto. E Leclerc alle gomme anche 55-52 Hamilton. Prima o poi veramente c'era il crollo di Gigi, eh. Testa coda ancora. C'è un testacoda. Gasly. Vediamo cos'è successo. Però non ci riguarda moltissimo. Pierre Gasly. Ha perso il Stiamo tenendo benissimo, eh. Il giro record adesso di Russell. Il fastest è di Russell. Ricciardo no, non lo supera Verstappen. Vabbè, ci sta. avanti. Ci sta, purtroppo ci sta. Gara regolare anche questa, onestamente pochi colpi di scena. Sale e va avanti. Ricciardo lo risupera. Attenzione che Norris è terzo, eh. Landone è terzo. Vediamo le... Scusa. Ma sono messi malissimo con le gomme, peggio di noi. Questo può essere un fattore. Può essere un fattore questo. Alla fine Hamilton probabilmente se la fa arrivare alla fine. Tra poco spingo che col carburante. Con le gomme adesso non può. Devo aspettare almeno il penultimo giro forse. L'errore delle Leclerc è stato pesantissimo dal podio. È bello il podio. Ricciardo ottavo, 12 secondi da Alonso purtroppo. Dai ragazzi, su. 6 laps to go. 6 giri alla fine. 6 laps remaining. Nell'inglese più perfetto che esista. Voglio il crollo di Gigi. Voglio il crollo di Gigi Hamilton. Ti preparate per il crollo di Gigi Hamilton.
Norris c'è, ragazzi, eh. Non voglio io osare perché ho paura, sono sincero. Ma Sainz non ha più il carburante. Sainz ha finito le gomme, ragazzi. Sainz le ha finite. Sainz le ha finite. È servito a fare quei 2 o 3 giri in più, sono serviti. Ci sta provando Lando e lo può fare tranquillamente il sorpasso su Sainz. Secondo Norris in casa nostra come team manager, ragazzi. Dai, raga. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che ultimi giri. Che prevedo ultimi giri di fuoco. Capolavoro di Norris del Cume per il momento. Facciamo vedere il final lap, vediamo. 5 laps to go. E siamo più veloci di Gigi, siamo più veloci di Gigi. Siamo più veloci. Se non ci rompe i coglioni Sainz, possiamo tentare il miracolo su Gigiaccio. Ricciardo invece è molto indietro. Addirittura rischia su Verstappen. Ricciardo proprio un pilota sul viale del tramonto. È brutto da dire, ma è così. Ricciardo rischia anche grosso, secondo me. Rich rischia, è ufficiale. Okay. Alrighty. Red Bull passa. Velocizzo un attimo. Però anche Norris sta un po' soffrendo adesso, Prova ad alzare il carburante, speriamo bene. E vediamo che succede. Nicely done, nicely done. Hamilton al 36, Sainz al 24. Sainz non può superarmi, dai, per piacere. Ricciardo torna ottavo. Hamilton sembra abbastanza tranquillo. Alla fine ha avuto ragione Gigi, comunque il 35%. Però con le gomme più dure rispetto alle nostre. Mamma mia, 51. 3 giri alla fine. Russell sembra averne di più. Russell purtroppo sembra averne di più. No, non può superarci Sainz però con le gomme al 22. Però dai, zio Ken. Qua rischiamo, equilibrato. E abbiamo finito tutte le gomme ormai, purtroppo. Russell ne ha un po' di più. E anche lui è le soft. So this is P10. 10. P10 Ricciardo addirittura. No, Rich, ma no Rich. Facciamo usare Rich. Può usare Rich. Dai Rich. Understood. Rich può usare. Okay, mate. Nice work. Norris torna secondo. Torna secondo Lando, from Lando. Non ha più gomme Carlos Sainz Junior. Infatti difficoltà Sainz, grosse difficoltà per Junior. Grosse difficoltà per Junior. Junior è in grosse difficoltà il podio. Se non facciamo cagate è nostro. Bisogna capire se primi o se secondi o terzi. Gigi, gara impeccabile oggi. Non si può dire un cazzo a Gigi oggi. Non si può dire un cazzo a Gigi oggi. Ricciardo ci sta provando su Max, giustamente. Anche Sainz al 29, siamo pari. Gigiaccio c'è, ragazzi.
Gigiaccio si è preso quei 2 secondi fondamentali. Ricci ottavo, ottavo Ricci, ottavo Ricci. La McLaren sale Attenti al carburante, attenzione qua però, ai ai ai. Torniamo terzi. E proviamo l'ultimo giro con l'usura totale, vai, proviamoci. Stay close. Russell sembra essersene andato, Yeah, confirm. Bravo Russell, però voglio, cazzo, Sainz almeno di un secondo, zio Ken. Russell ne ha di più e dobbiamo stare attenti a Junior. This is the last lap. Last lap, final lap, chiamatelo come cazzo volete. No, mamma mia, l'ho vista malissimo, non so perché attenzione però al carburante. Attenzione al carburante. Big lift. Yep, confirm. Ci sta provando. La stiamo rischiando col carburante. Yeah, confirm. Ma dovrei farcela così, a sensazione spero. Accumulo 0,8. Yellow flag adesso. Incredibile yellow flag adesso. Qualcuno ha allargato la traiettoria. Alonso. Devo tenere conservativo purtroppo, se no rischiamo. 0,4. Quanto è dura? Non posso rischiare, raga. No, forse mi ritiro, ragazzi. Just be careful. E ti prego, supera la linea, stronzo, supera la linea. Yes. Quanto l'ho rischiata, però, Podio. That is the checkered flag. Grande podio, doppietta Mercedes. Good points. Great job, mate. Great job. Sì, veramente. Ricciardo, vediamo se si tiene l'ottava. Ok, Ricciardo ottavo. Manco male. Buono, grandissimi qua. Terzi, ottavi. I don't know, that's the checkered flag. Super gara. Lando Norris può sentirsi orgoglioso. Sì. Prestazione impeccabile la sua. Prestazione sublime. Il godo. Giro record di Russell, ottavo Ricciardo, benissimo. Grande Landone, 122 punti, Ricciardo, dai, 41 punti, bene. Nella costruttori, sempre alla grandissima. Anche se l'Alpine comunque, insomma, so che lo sta facendo, Punto sviluppo per Ricciardo, godo. Bene, anche per Norris. Soldini arrivano. Tutto regolare. E adesso c'è Singapore, ragazzi. Allora. Finanze. Contrario Ferrari, contrario Red Bull. Tutti gli altri favorevoli. Quindi passa. Ok. E superiori. Tanto andiamo a sistemare i piloti. Landone. Mettiamo un punto. Dove non è la difesa Norris, E anche a lui difesa. Ok. Telaio. Il telaio c'è. Ok, lo voglio subito. Mi interessa. Ok.
Oh, come siamo messi a progetti, eh? Oh, intanto vediamo se la macchina è migliorata. Telaius. Beh, sì. Ok. E ok. Altri miglioramenti, perfetto. Ok, 18 anni. Roman Stanek. Vediamo, ok. Pance laterali, perfetto. Allora, vediamo un attimo come siamo messi. Telaio, ok. Palettone, ok. Sottoscocca, ok. Il raffreddamento è il problema, è la velocità massima. Ok, ok. OK, OK. Ok. 50, 61. Per fine stagione potrei fare Maripona, potrei rinunciare a una gara magari. Ers. Vabbè, l'Ers qua è a posto. A posto. Cambio. Installa, perfetto. Installa, così abbiamo dei componenti migliori, perfetto. Tutto regolare. Urgente. Progetti telaio, produci nuovo componente. Ok. Vai. Altro progetto, sospensioni. Spendiamo, non me ne frega niente, si spende qua. Allora, sospensioni auto. Qua miglioriamo tanto, mamma mia. Qua veramente miglioriamo di tanto, perfetto. E adesso la macchina sta veramente facendo dei salti di qualità. Allora, progettini. Cos'è? Siamo in difficoltà. Raffreddamento. Che velocità massima è migliorata. Bene, bene. Raffreddamento motore. C'è ancora. Palettone anteriore. Non ho più ore. Finiamo con questo. Cioè, no, magari proprio tutte no, dai. Ok. Qua però perdo ovunque. Oh. No, aspetta un attimo. No, non mi piace sta cosa. Di lasciare così. Ricerca. Allora, vediamo.
Dai che possiamo migliorare di più. Sì, Galleria del Vento, facciamo così. Ok. E qua facciamo questo che è fondamentale. Ricerca. E facciamo questo. Perfetto. Adesso vediamo qua se abbiamo qualcosa. Strutture da migliorare. La fabbrica in miglioramento. Progettazione qua non si schia. Galleria del Vento. Perdiamo tanti soldini. Sono tanti soldi. Dobbiamo fare a fine stagione. Serie personale. Scout. Vabbè, questo possiamo farlo. Simulatore 8000. Questi possiamo migliorarli. Operative. Sala del consiglio. Aggiorniamo centro meteorologico. Troppi soldi. Dai, teniamoci così. Ok, raga. Allora, mail. Prima Singa Power. È prevista probabilità di pioggia 0%. Obiettivo. Ok. Va bene. Buono raga, sotto il comandante veneziano, la prossima gara Singa Power provvedo un po' di casino. Ciao!